Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi di una notizia che sta circolando su Giovanni Paolo II. In particolare questa notizia riferirebbe di una presunta apparizione del Papa San Giovanni Paolo II ad una suora, ad una certa Suor Benedetta della Croce, residente in un monastero di cui non viene fatto il nome. Secondo questa notizia, San Giovanni Paolo II, il defunto pontefice tanto amato da tante persone, insomma penso da tutti quanti noi, secondo questa notizia San Giovanni Paolo II sarebbe apparso il 7 ottobre del 2021 ad una certa Suor Benedetta della Croce che risiede in un non specificato monastero e le avrebbe dato delle notizie, insomma avrebbe commentato i tempi presenti di difficoltà della Chiesa, che certo questi sono sotto gli occhi di tutti perché mai come in questo periodo la Chiesa e i suoi ministri sono sotto attacco, e non solo loro, anche coloro che si dedicano con zelo alla diffusione delle verità di fede. E praticamente San Giovanni Paolo II, interrogato da questa suora circa le attuali condizioni della Chiesa, alla domanda fatta da questa suora come va considerato Papa Francesco, avrebbe risposto San Giovanni Paolo II che Papa Francesco è una sorta di flagello della Chiesa odierna, permesso da Dio, voluto anche dagli uomini, che ognuno avrebbe detto Papa San Giovanni Paolo II, che ognuno sceglie il suo flagello di purificazione, e quindi Papa Francesco sarebbe una sorta di flagello insomma scelto da Dio e dagli uomini, insomma, per la purificazione della Chiesa in questi ultimi tempi. E praticamente questo messaggio poi lascia intravedere la solita infamia secondo la quale appunto Papa Francesco quindi non andrebbe considerato il vero Papa della Chiesa, ma bisogna insomma, il vero Papa della Chiesa in realtà è lo spodestato Papa Ratzinger o Papa Benedetto XVI. Allora io ritengo che questo messaggio, questa notizia, questo messaggio divulgato di questa apparizione non sia assolutamente vero, che sia un falso, che quindi non è vero, non sia vero assolutamente che Papa San Giovanni Paolo II è apparso a questa suora in questo monastero di cui non si specifica il nome, per offendere il Papa Francesco, e per definire addirittura Papa Francesco flagello della Chiesa presente, voluto da Dio per la purificazione della Chiesa, per il semplice fatto che io ritengo che cioè sotto gli occhi di tutti, insomma, chiunque può consultare i fascicoli relativi alle cause che hanno promosso la santificazione di San Giovanni Paolo II, e uno dei motivi è che San Giovanni Paolo II in vita sua non esiste alcuna testimonianza di lui che abbia mosso critiche a qualcuno o che abbia offeso qualcuno. Cioè, se Giovanni Paolo II è stato fatto santo poco dopo la sua morte, uno dei motivi è stato anche perché non c'è nessuna testimonianza in che Giovanni Paolo abbia mai criticato in vita sua qualcuno o abbia offeso in vita sua qualcuno. Quindi come si può pensare che questo Papa così santo sia apparso ad una suora di un non specificato monastero per offendere
l'attuale vicario di Cristo in terra, quindi l'uomo che ha la massima dignità, la più alta dignità a cui può aspirare un essere umano, che è quello di essere vicario di Cristo, e che dignità che è attualmente detenuta da Papa Francesco. Come si può pensare che San Giovanni Paolo II, che in vita non ha mai criticato e offeso nessuno, adesso appaia dall'aldilà per definire Papa Francesco il flagello della Chiesa, voluto da Dio per la purificazione della Chiesa negli ultimi tempi? Mi sembra questo racconto che sta circolando un'affermazione blasfema, una specie di bestemmia, e se voi fate delle ricerche su internet non c'è nessun sito, nessun blog, nessun forum che riporta questa notizia, perché chi l'avrà sentita attraverso l'app di messaggistica istantanea che la sta divulgando evidentemente non ha ritenuto opportuno, tanto è una notizia, diciamo così, estremamente offensiva, e di darle seguito, di darle credito, per cui nessuno, su nessun blog, nessun forum, se fate delle ricerche in rete, si sta occupando di questa infamia, di questa notizia che è palesemente un falso, perché, ripeto, San Giovanni Paolo II in vita sua non ha mai offeso nessuno, figuriamoci se appare dall'aldilà per offendere Papa Francesco e per dare adito alla voce che circola, che definirebbe Papa Francesco il falso Papa e il vero Papa, Papa Ratzinger, quindi Benedetto XVI, quindi Papa non era proprio il modus operandi, il modo di operare di San Giovanni Paolo II quello di offendere o screditare qualcuno, tantomeno il vicario di Cristo come Papa Francesco. Da notare poi che questa contrapposizione tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI non ha nessun tipo di fondamento, perché i rapporti tra i due sono cordialissimi, anzi Papa Francesco ha rinunciato a risiedere negli appartamenti vaticani che ha destinato a delle famiglie bisognose e risiede nel convento di Santa Marta insieme a Papa Ratzinger, quindi per sua spontanea decisione i rapporti tra i due tra l'altro sono ottimi. Quindi è quella che sta circolando una notizia blasfema di una gravità sconcertante, e chi la divulga e chi la ritiene per vera dovrà rendere conto a Dio di questa bestemmia, di questa infamia, perché chi insulta il vicario di Cristo insulta Cristo. Quindi, carissimi, vi invito caldamente a non prestare ascolto, a non credere a questa infamia che sta circolando, perché questa notizia dell'apparizione di Papa San Giovanni Paolo II a questa suora, e questo messaggio che avrebbe consegnato a questa suora di un monastero di cui non si ha notizia perché non viene nominato, è una notizia che non ha alcun tipo di fondamento, e diffidate, carissimi, di tutte le notizie che vi arriveranno, che avete sentito, in cui viene insultato Papa Francesco, in cui viene denigrato Papa Francesco e viene considerato in qualche modo un falso Papa, e in cui Benedetto XVI viene considerato il vero Papa, perché Papa Francesco è Papa per volere di Dio, è stato scelto dallo Spirito Santo, e chi nega questa evidenza, cioè che Papa Francesco è Papa per volontà dello Spirito Santo, bestemmia contro lo Spirito Santo, e chi bestemmia contro lo Spirito Santo, questo è l'unico peccato che Cristo ha detto nel Vangelo non sarà mai perdonato. Quindi, carissimi, vi invito a non prestare ascolto a questa ennesima notizia infamante che in questo caso offende non solo la figura di Papa Francesco, ma offende anche la memoria di quel santissimo uomo e di quel santissimo Papa
che è stato San Giovanni Paolo II, che ribadisco per l'ennesima volta, uno dei motivi per cui è stato fatto santo è perché lui in vita non ha mai offeso e criticato nessuno. Quindi figuriamoci se San Giovanni Paolo II viene dall'aldilà per offendere e criticare e gettare una simile infamia su Papa Francesco. Mi raccomando, cari, diffidate di tutte le notizie che offendono il Papa, il Vicario di Cristo. La massima dignità che può avere un uomo sulla terra è quello di essere Vicario di Cristo, e state molto attenti, perché mai come in questi tempi il maligno cerca di infangare la figura del Papa per screditarlo, per togliergli credibilità, per allontanare i fedeli dalla Chiesa e per ghermirli, per farli suoi. La Madonna di Medjugorje l'ha detto chiaramente: state attenti perché le forze infernali vogliono accalappiarvi, vogliono ghermirvi e trascinarvi negli abissi dell'inferno. Vi ringrazio tantissimo, cari, per l'attenzione e vi auguro una santa serata.